Sana sanità. In questa puntata parleremo di batteri. Ospite è il dottor Roberto Chiappe, chimico, è stato direttore di una grande industria farmaceutica italiana, quindi un intenditore. Batteri da non confondere con i virus. Diciamo un po' la differenza perché tante volte ci si scorda di questa... Sì, i batteri sono dei microrganismi unicellulari che hanno vita propria, si riproducono in maniera asessuata, non c'è il batterio maschio e il batterio femmina, si moltiplicano per scissione. Quindi non ci sono... Non c'è distinzione di sesso, si duplicano per scissione cellulare da 1 diventano 2, da 2 4, 4 8, cioè 8 si dividono 16, si dividono in maniera esponenziale e crescono anche in maniera molto rapida. Hanno quindi vita propria, hanno motilità, alcuni di questi batteri hanno dei flagelli per cui riescono a muoversi. Hanno delle gambettine. Sì, più o meno, sì, e questa è la caratteristica del batterio. Il virus non ha vita propria, nel senso che è sempre un microorganismo molto più piccolo del batterio, ha una dimensione 100 Ambedue non si volte... vedono a occhio nudo. Nessuno dei due, parliamo di microbiologia in pratica, sì. E tutti, diciamo, lo studio di questi batteri e virus ha preso campo con l'intervento del microscopio. I primi un po' più rudimentali, ad arrivare al microscopio elettronico, che ha permesso anche di fotografarli, di filmarli e quindi di averne una conoscenza diretta come sono fatti e che colore hanno. I virus, dicevano, sono molto più piccoli e non hanno vita propria, nel senso che hanno bisogno di un ospite per moltiplicarsi e per progredire. Possono attaccare anche i batteri, perché sono 100 volte più piccoli dei batteri. Quindi si possono aggregare al batterio? Possono addirittura attaccare un batterio. Ma in questo caso il batterio muore? No, il batterio può anche morire, però fa da veicolo e quindi moltiplicarsi. Sì. Aspetta, e questi si difendono bene, questi virus? Sì. Sono molto intelligenti. Il virus però diciamo che non è un organismo proprio a sé stante, e quindi ha bisogno di un ospite, che sia un tessuto, che sia una cellula. Sì, e come si nutrono questi batteri? Ma i batteri d'altra parte hanno necessità di proteine come un po' tutti gli esseri viventi. E per quanto riguarda la riproduzione, tanto per dirne una, in vitro, Petri, che era un assistente del professor Kochel, che ha scoperto poi il bacillo della TBC, ha inventato una capsula, proprio la capsula di Petri. Petri era un italiano? No, è sempre un danese anche questo. Sì? Sì. E ha inventato questa capsula dove coltivare i batteri. Faceva l'allevamento, prima in brodo di carne, proteico, e poi una sostanza, l'agar-agar, che è una sostanza proteica estratta dalle alghe, gelatinosa, nei quali si mette il batterio, e questo si riproduce tenendolo al caldo, tenendolo in buone condizioni per poter prosperare. E dove vivono i batteri? I batteri praticamente sono ovunque, sono nell'aria, sono nell'acqua, sono nei tessuti, sono all'interno di noi, all'interno della nostra flora intestinale ne abbiamo miliardi. E sono nella terra, nel terreno? Nella terra tantissimi, anzi forse è proprio la zona dove prosperano meglio. E le piante si avvantaggiano come gli umani? Sì, perché noi diciamo batteri non sono sempre cattivi, ci sono i famosi batteri nuovi, e le piante se ne avvantaggiano, ad esempio le leguminose, piselli, fave, riescono ad avvantaggiarsi proprio di batteri che riescono a catturare l'azoto atmosferico e poi attraverso un sistema praticamente di parassitosi, però lo cedono alle radici della pianta. E i contadini, senza sapere questo, lo hanno scoperto nei secoli, ecco, perché è risaputo che riconcimare il terreno con le fave, con i residui di piselli, praticamente rimanevano delle sostanze azotate, che sono queste sostanze che non sapevano spiegarlo, ma l'avevano capito. L'avevano capito, come avevano capito ovviamente tutti i processi fermentativi dati da batteri, muffe e tutti i fermenti, diciamo,
li avevano scoperti senza vederli, perché ovviamente sono molto quindi piccoli. la grande esperienza. I tipi di batteri, ci sono tanti tipi di batteri, quindi infiniti. Batteri, diciamo che sono forse più di 3.000 specie conosciute, forse anche più. Questi batteri diciamo che si chiamano o cocchi, a seconda della forma, insomma, vengono un po' chiamati cocchi se sono tondeggianti, sono sfere, sono i bacilli che sono di forma allungata, spirilli se sono forma di spirale. Quindi sono divisi in famiglie, come sì, sono le catalogate... grosse, le tre diciamo sono queste, poi ce ne sono tante altre, però diciamo cocchi, bacilli, spirilli sono un po' una piccola... E i colori, io ho letto che questi batteri sono colorati. Proprio colorati no, però assumono una colorazione particolare a seconda del trattamento che subiscono. Allora li colora Il microbiologo. il biologo. Sì, addirittura era un danese, Hans Christian Gram, non Andersen, che ha scoperto questo sistema di colorazione per cui quelli che si coloravano in violetto e in viola li ha chiamati gram positivi, quelli che si coloravano in rosa gram negativi, ed è rimasta questa definizione, per cui ancora oggi ci sono i gram positivi e i gram negativi. Come arrivano? Sono da tutte le parti e sono anche dentro di noi. Come arrivano nel nostro corpo? Perché il feto non ha batteri, nel grembo della madre non ci sono batteri. Però già all'inizio, già con la piccola alimentazione, il colosso c'è già tutto un sistema, il colostro stesso è un veicolo sia di batteri che di difese immunitarie. Per cui noi i batteri diciamo quelli patogeni, perché noi conosciamo sempre quelli patogeni, quelli cattivi, ma altrimenti dico, nell'intestino li abbiamo, convivono, ci sono i saprofiti, ci sono questi migliaia di batteri che vivono tranquillamente, anzi sono utili per la digestione. Io direi che per esempio nel rumine della mucca la digestione avviene proprio attraverso i batteri che poi nella digestione producono anche poi metano e anche tanto. Diciamo che invece quei patogeni con cui possiamo entrare in contatto normalmente attraverso la pelle, attraverso le ferite, attraverso la respirazione, attraverso gli alimenti. E tutto questo insieme di batteri si chiama flora batterica, ma lì ci sono buoni e cattivi. Questo è l'equilibrio tra il buono e il cattivo, c'è concorrenza tra di loro. Ovviamente c'è concorrenza, molti sono saprofiti, altri convivono e costituiscono questi miliardi di batteri, parliamo di flora batterica intestinale. Convivono tranquillamente. Quando per un effetto esterno, per un caso di stress anche fisico o per un contatto, se ne sviluppa una specie più che un'altra, per cui questa ha la predominanza e quindi non riescono gli altri a controllarlo e quindi può diventare patogeno anche un batterio, un saprofita che stava lì, un numero limitato. Quando questo numero aumenta di molto diventa patogeno. Perché i batteri ci sono amici, nemici e poi ci sono quelli neutrali. Ci sono anche i neutrali, ci sono anche i ma anche uno buono che diventa troppo numeroso diventa può sottrarre elementi nutritivi agli altri, perché batteri insieme ai fermenti, diceva le muffe, sono positivi perché permettono la fermentazione dei latticini, permettono la fermentazione dello stesso vino, l'aceto, le fermentazioni acetiche e alcoliche. Senti, ma questi batteri quindi sono necessari per vivere? Direi di sì, perché... E ci proteggono? Ci proteggono anche. Ma il giusto equilibrio nella flora batterica, come non c'è un numero esatto, no, di batteri che devono essere tot batteri. Come si forma questa giusta? Praticamente è uno stato di equilibrio che permette di sviluppare la vita a tutte queste varie specie di batteri che convivono e quindi permettono anche la digestione, tra l'altro, anche l'assorbimento, riescono a far produrre delle vitamine. Diciamo che c'è tutto un equilibrio che è stabile e tranquillo
se non ci sono patologie. Se subentrano poi eventi patologici, chiaramente... L'alimentazione incide sulla flora batterica, su tutto questo insieme di batteri? Sì, diciamo di sì, se uno ad esempio ingerisce dei batteri patogeni, e quindi addirittura anche pericolosi, anche tossici, velenosi. Tanto per dirne uno, il Clostridium del botulino chiaramente può portare anche alla morte, a una tossicosi, perché ingerisce attraverso gli alimenti questo batterio, che è un batterio anaerobo, per cui vive anche senza ossigeno, per cui nei vasetti delle conserve che sono, quindi sta lì, quando poi viene assunto si riproduce e soprattutto emette delle tossine che sono tossiche in un primo tempo e poi possono diventare letali. E quando dicono che gli antibiotici alterano la flora batterica, che cosa significa? Esatto, intanto fare prima una distinzione di batteri, perché prima di arrivare agli antibiotici, perché abbiamo batteri, dicevo, i cocchi, quelli rotondi, streptococco, stafilococco, pneumococco, e che sono magari gram positivi. Poi abbiamo i famosi gram negativi, quelli che si colorano in rosa con la colorazione di gram, che sono la Klebsiella, il Pseudomonas, Escherichia coli, il Proteus mirabilis, hanno nomi latini ovviamente. Per cui la sensibilità che può avere un batterio agli antibiotici è data un pochettino proprio dalla tipologia del batterio e dalla tipologia dell'antibiotico, perché molti batteri si organizzano, qualcuno emette degli enzimi che va ad attaccare la molecola dell'antibiotico, per esempio la penicillina, ma tutti i derivati della penicillina, amoxicillina, niclosticillina, fino ad arrivare alle cefalosporine, hanno un anello beta-lactamio che viene disattivato, viene proprio tagliato da degli enzimi prodotti da questi batteri, si difendono. Questo è un meccanismo di difesa, è un meccanismo di difesa che ha, oppure la resistenza che è diversa, perché abbiamo detto che i batteri si riproducono in maniera asessuata, non c'è maschio e femmina, però possono entrare in contatto con dei frammenti di DNA della loro specie o di specie diverse, per cui vengono a diventare resistenti all'antibiotico che magari aveva ucciso e per arginare questo fenomeno? Qui occorrono, è un po' difficile, prima di tutto trovare sempre nuovi antibiotici. C'è stato un periodo in cui gli antibiotici si sono sviluppati in una maniera veramente numerosa. Le aziende farmaceutiche hanno messo a punto tantissime molecole, addirittura ne uscivano 3-4 all'anno e potevano essere una garanzia, chiaramente per il paziente, per combattere le infezioni batteriche. E sembrava che la storia fosse infinita, ogni tanto esce quello nuovo che magari è più attivo del precedente, è più efficace e quindi c'è stata un po' la corsa all'antibiotico di ultima generazione. Però si arriva a un punto che attualmente abbiamo dei grossi buchi, perché nuovi antibiotici ne escono pochi, sempre più attivi, perché noi siamo partiti... È difficile perché non è facile. Non è facile, perché in teoria trovare l'antibiotico, al di là del caso fortuito della penicillina, uno dice potrebbe essere semplice, su una appunto, piastra di Petri vengono inseriti varie sostanze, vari antibiotici, e si guarda quello che è efficace su quel ceppo. Soltanto che a un certo punto non abbiamo più molecole valide da poter inserire, perché antibiotici ne sono di vari tipi. Noi abbiamo i battericidi e i batteriostatici. I battericidi sono quelli che proprio uccidono il germe, il batteriostatico è quello che ne ferma la riproduzione, per cui poi lascia all'organismo, blocca la riproduzione, li neutralizza e lascia ai macrofagi il compito poi di digerire quelli rimasti. I macrofagi sono quelli che mangiano... Del sistema immunitario, che mangiano gli spazzini un po' mangiano anche i batteri. Sono i batteri i macrofagi sono nel sistema immunitario. Senti, questo è il meccanismo per cui gli antibiotici influiscono sulla flora batterica, eccetera. No, l'antibiotico che si assume per via orale chiaramente poi arriva anche nell'intestino e se non viene disattivato può colpire e quindi uccidere anche germi che magari batteri che non sono proprio patogeni. Esatto. Altri farmaci che
possono interferire con la flora batterica, che possono danneggiare la flora batterica. Ma farmaci che... Io sento che tutti i medici si raccomandano di non prendere tanti antinfiammatori e questi farmaci. Diciamo che l'organismo si difende dai batteri, diciamo, il sistema immunitario si difende bene anche dall'attacco dei batteri, perché ci sono appunto questi macrofagi che hanno l'opportunità di aggredirli. Se ci sono invece delle sostanze che un po' inibiscono e deprimono magari questi effetti immunitari, i batteri prosperano. Allora questi farmaci possono neutralizzare le nostre... Non solo i farmaci, ma anche le proteine, per esempio. Anticamente l'uovo, chiaramente messo insieme ai sulfamidici, già non andava bene, perché le proteine dell'uovo andavano a disattivare la molecola, perché molti antibiotici si vanno a legare alle proteine. E le difese immunitarie con i batteri? Difese immunitarie per fortuna che ci sono, e per fortuna che l'organismo riesce a resistere all'attacco dei batteri. Questo è importante, per cui diciamo che se uno ha un buon sistema immunitario, se il numero di batteri è contenuto, riesce a controllarli. Se invece il numero prospera ed è in maniera enorme, chiaramente lo subisce. Senti, flora batterica equilibrata vuol dire buona salute? Sì. Decisamente sì, perché vuol dire che c'è questo equilibrio, parlo sempre per la batteria intestinale, perché vuol dire buon equilibrio tra di loro. Il problema delle infezioni non è solo intestinale, perché a parte le Escherichia coli che potrebbe dare infezioni orofecali addirittura, sono le infezioni respiratorie, le infezioni cutanee, prima di ferita. Si moriva perché si infettavano le ferite, magari anche di un normale streptococco stafilococco che vive sulla pelle, che incisa o ferita o lacerata permetteva l'inserimento in circolo dei batteri, per cui subentrava l'infezione. Senti, di quel detto genovese che dice porco netto non è mai grasso, ma volevo farti la domanda, ma lo sporco fa bene o fa male? No, decisamente male, decisamente male, però no, il maiale forse vive bene. Troppo pulito nemmeno, dicono. Allora, diciamo che una forma di prevenzione antibatterica è l'igiene personale, e soprattutto lavarsi le mani, ma lavarsele bene, non soltanto sciacquarle con poca acqua. Le mani vanno lavate bene, con sapone, soprattutto sotto le unghie, perché questo è fondamentale. Perché questo lo ripetiamo alla fine della nostra trasmissione. Perché noi i batteri li contattiamo quotidianamente sulle maniglie, coi cibi. E non è seguita molto questa pratica al giorno d'oggi. Ma se noi guardiamo anche la pubblicità, igienizzazione, detersivi, disinfettanti, fanno vedere quelle reclame, quei cartoni animati dove fanno vedere i batteri aggressivi con quelle facce aggressive, però questi prodotti puliscono, eliminano quelli bravi, e quelli buoni e quelli cattivi. È chiaro che bisogna stare un po' attenti, no? L'ambiente sterile è importante in sede ospedaliera, in sede di camera operatoria, proprio per non avere delle sovrainfezioni batteriche, ma l'estremo proprio sterilizzazione completa fa male, perché uno non ha il contatto con certi germi, per cui l'organismo non li riconosce e non riesce ad aggredirli. Batteri personalizzati, questi famosi pubblicità che fanno, batteri in bottiglia, in barattolo, questi probiotici. Allora, il probiotico è una cosa, diciamo che è importante, perché già i nostri vecchi probiotici, che sono poi in pratica fermenti, è il capo dei fermenti lattici. I fermenti lattici che già venivano utilizzati proprio per andare a riequilibrare la famosa flora batterica. E il probiotico ha un significato in questo senso. Adesso sono titolati, prima i fermenti lattici venivano riprodotti artigianalmente, per cui non avevano una titolazione. Adesso si sa quanti miliardi se ne assumono, di che tipo di specie, ma soprattutto devono essere gastroresistenti,
per cui insieme ai probiotici abbiamo anche i prebiotici e i simbiotici, che poi sono l'unione dei parlando di questi, pensando a questi, io pensavo, ma in una famiglia composta padre, madre, qualche figlio, i batteri che hanno tu mi dici che ci sono, tutti noi abbiamo milioni, miliardi di batteri nel nostro corpo. Abbiamo un po' tutti gli stessi batteri nella famiglia, perché sono batteri familiari. Sì, in effetti non solo familiari, ma anche in certe etnie i batteri che convivono o con cui un gruppo di persone entra in contatto sono sempre gli stessi. Quando arriva un agente esterno o un popolo diverso porta i propri batteri, che scompigliano un pochettino quelle che sono le difese immunitarie della popolazione residente. Tu mi parli di persone, ma anche della stessa nazionalità, che sono di altre famiglie, hanno altri batteri. Certamente, in teoria sì. Come uno ha un odore particolare, non certamente lo so. Certamente sì. Batteri pericolosi quali sono? Ma i batteri, i patogeni, i più pericolosi direi che nel campo delle infezioni sono gram negativi, quali lo Pseudomonas aeruginosa, il Proteus, la Klebsiella. Che cosa fanno questi qui? E sono particolarmente aggressivi, sia a livello di infezioni polmonari, di infezioni cutanee, possono attaccare le ossa, l'osteomielite. Quelle famose infezioni ospedaliere, che roba è quella? Le infezioni ospedaliere avvengono perché si vengono a selezionare dei ceppi particolarmente resistenti, perché quando il paziente ospedalizzato viene trattato con antibiotici anche per le infezioni, per gli interventi chirurgici e quindi come profilassi, e quindi viene coperto con degli antibiotici. Se ne selezionano dei ceppi particolarmente resistenti e quando uno accede all'ospedale potrebbe entrare in contatto con questi germi che sono diventati più virulenti e più aggressivi. Infezioni miste tra batteri e virus. Prima mi hai detto che il virus può entrare nel batterio. In qualche caso scatenano delle infezioni tremende. A volte il batterio apre la strada al virus e quindi c'è sia l'infezione batterica che sia l'infezione virale, per cui da un raffreddore, da un'influenza potrebbe essere complicata anche da un'infezione, quindi la polmonite o la bronchite. Giochiamo un po' a ping pong, qualche domanda veloce e risposta veloci. Batteri negli alimenti. Batteri negli alimenti, ci sono quelli famosi buoni, ma soprattutto invece i batteri negli alimenti pericolosissimi, ho detto prima, ma il botulino, perché in tutta la produzione, soprattutto artigianale, se le conserve non sono ben sterilizzate, il botulino sta lì e viene ucciso dalle alte temperature. Batteri in cucina. È questo, in pratica in cucina proprio nella preparazione delle conserve e poi nell'igiene anche proprio degli stracci, di quelli che si utilizzano. Batteri e latticini. Nei latticini i batteri chiaramente è proprio l'elemento in cui il batterio si sviluppa bene, o i fermenti, e quindi danno origine. I formaggi che sono attaccati da muffe. Il formaggio con i grilli, il formaggio con i grilli. Quello è già... Con i grilli, quello con i vermetti. Lì è già non è un microorganismo, quello è visibile ad occhio nudo, questo è già, il verme è già un... Però è generato da questi... però è già un... non è un microorganismo, lo si vede a occhio nudo. Batteri e plastica. Ecco, batteri e plastica è interessante perché effettivamente sono allo studio, sono stati già studiati dei batteri che potrebbero nutrirsi di plastica e quindi distruggerla. Ci sono già dei batteri che attaccano il nylon, speriamo che vada avanti, che trovare dei ceppi che riescano veramente a nutrirsi di plastica. Batteri sotto le ascelle e tra le dita dei piedi. Questi sono luoghi che, come si parlava prima di igiene, se c'è un po' di poca igiene prosperano benissimo perché diventa un terreno di coltura e quindi come nella terra, e poi provocano anche cattivi odori, perché ci sono dei batteri veramente puzzolenti, ci sono delle infezioni tipo otiti purulenti da Pseudomonas vengono riconosciute proprio dal puzzo. Batteri e saliva.
E ovviamente il cavo orale come lo stomaco tendono un pochettino a inibire certi batteri, però prosperano tranquillamente. Nel cavo orale ne abbiamo tantissimi. Batteri animali domestici. Anche lì i batteri attaccano gli animali e quindi possono passare tranquillamente. Lo starnuto, aerosol naturale. Questo è un veicolo che, se fatto uno saluto proprio veramente in piena aria, riesce a colpire e uno si respira. Ho letto di un trapianto che stanno provando il trapianto di feci per la flora batterica, per la flora intestinale. Per cambiarla, per cercare di creare dei ceppi diversi. Per la colite ulcerosa dicono che fanno dei tentativi. Quando i batteri colonizzano, che cosa significa? La colonizzazione batterica è quando un ceppo prevale e comincia a prosperare e quindi crea la colonia, perché il batterio è uno, poi però crea una colonia. Antibiotici ospedalieri. Questo abbiamo accennato prima. Però gli antibiotici ospedalieri attualmente ne abbiamo per fortuna qualcuno che viene tenuto cosiddetto di riserva proprio per le somministrazioni ospedaliere, perché in effetti i ceppi selezionati in ospedale spesso sono particolarmente... Scoprire un nuovo antibiotico, ne abbiamo parlato prima. Questa è la strada. Diciamo che le aziende farmaceutiche stanno ritornando a fare ricerca su nuovi ceppi di antibiotici, su nuove molecole, perché sono un po' esaurite quelle che erano precedenti, perché le cefalosporine siamo arrivati alla terza, quarta generazione e quindi occorrerebbe veramente un nuovo antibiotico che non sia la cefalosporina, che non sia il battano, che non sia la minolicoside. Questa domanda non ha nulla da vedere con i batteri, però te la faccio come ex dirigente, direttore dell'industria farmaceutica, ma questi bugiardini, se il bugiardino è la spiegazione che c'è dentro ad ogni scatola di medicina, ma se uno legge i bugiardini tante volte non prende più del farmaci. Diciamo che è interessante qui due parole. Il bugiardino, chiamato bugiardino perché un tempo si diceva che era bugiardo, no? Il bugiardino oggi è completo, non è solo la scheda tecnica del farmaco, ma praticamente riporta tutti gli effetti collaterali, tutto quanto è segnalato nel mondo ai vari organismi della sanità. Anche quelli remoti? Anche quelli remoti, ma anche i più recenti, perché infatti il famoso foglietto illustrativo viene rinnovato periodicamente, perché fa parte un po' della farmacovigilanza post-marketing. Se un farmaco presenta un effetto collaterale nel posto più sperduto del mondo nell'arco di 24-48 ore, è conosciuto in tutto il mondo e questo è procurato direttamente dal farmaco, quindi c'è in relazione direttamente a quella molecola, lo sa tutto il mondo e questo va recepito, per non creare i casi talidomide famosi che prima di arrivare a bloccarne l'utilizzo nelle donne in gravidanza ha fatto tanti danni, per cui il foglietto illustrativo in effetti è completo, però c'è anche la percentuale. Sì, bisogna chiedere al medico. Sicuramente sì. L'ultimissima cosa, 3 parole, lavarsi le mani, ne avevamo parlato prima, ma raccomandiamolo ai bimbi, agli adulti, ma bene con sapone, pulire le unghie, perché in effetti noi con le mani entriamo in contatto con miliardi di batteri, per cui se non ci laviamo le mani poi ne ingurgitiamo anche tanti. Seguiamo la raccomandazione del dottor Chiappi. Noi abbiamo terminato, ringrazio il dottor Roberto Chiappe, chimico, ringrazio il nostro regista, cameraman Christian, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.